Sì, oggi è stato un incontro importante con il presidente della Lega Veneta Massimo Bitonci, che è anche sindaco di Padova. Con lui si è affrontato il tema della sicurezza perché riteniamo sia importante fare in modo che i nostri amministratori imparino da lui su questo tema, visto che l'anno prossimo avremo le elezioni nel comune di Verona e vogliamo vincerle. E quindi pensiamo che la sua esperienza e anche la sua forza possa darci ulteriore spinta per ottenere un ottimo risultato alle prossime elezioni e fare in modo di riprenderci quello che qualcuno ci ha tolto, ossia di riprenderci la Verona che noi tutti amiamo e che vogliamo amministrare per il bene dei cittadini veronesi. Bitonci, che è partito sindaco di Cittadella, nei confronti dei sindaci adesso che dovremmo fare in tutta la provincia di Verona nel 2016? Vabbè, questo dimostra che la buona amministrazione può creare anche la buona politica e può far diventare una persona che amministra bene un grande politico, perché Bitonci è partito da un comune medio come Cittadella e poi è diventato anche capogruppo in Senato della Lega e poi appunto sindaco di Padova. Questo significa che amministrare bene, che è la cosa che penso ogni politico ama di più fare, poi può portare degli ottimi risultati sia per il partito al quale si appartiene e sia anche per se stessi, insomma. Ovviamente un in bocca al lupo a tutti i sindaci che adesso si misureranno con le volontà elettorali, ma è la sfida più bella, è la prima sfida ed è forse la sfida che rimane più nel cuore di tutte. Per quanto riguarda la Turchia, abbiamo visto varie posizioni a livello europeo, sentiamo da parte dell'eurodeputato il parere. Sulla questione della Turchia purtroppo l'Europa si sta un po' svendendo, dice di voler dare ulteriori soldi per fermare un flusso di immigrati, quando è evidente che così facendo la Turchia comunque chiederà sempre di più, è quasi un ricatto che poi fa la Turchia nei confronti dell'Unione Europea che purtroppo continuerà nel corso degli anni. Non è questo il sistema. Innanzitutto l'Europa dovrebbe avere una strategia per quanto riguarda la Siria, cosa che ha la Russia ma non ha l'Europa né tantomeno gli Stati Uniti, perché ovviamente sappiamo che la maggior parte dei migranti poi parte da lì, e dopo dovrebbe anche far capire alla Turchia che con l'Europa non si scherza e quindi eventualmente invece di fare sanzioni inutili alla Russia che ci fanno perdere un sacco di soldi, nel momento in cui la Turchia si comporta in modo ricattatorio forse bisognerebbe iniziare a pensare di farle nei confronti della Turchia, che di sicuro fino a questo momento è stata abbastanza ambigua anche nella lotta all'estremismo islamico.